Geloso al punto di perdere la ragione, violento al punto da finire in manette, 30 anni da compiere una sfilza di episodi che in poco meno di un mese lo hanno fatto finire dietro le sbarre. La molla scatta dopo il termine della relazione con la sua convivente. Da quel momento è un'escalation di violenza e rabbia. Una notte della scorsa settimana l'uomo, residente a Orsago, ha seguito la sua ex fino a trovare l'auto parcheggiata in un vialetto a Refrontolo. Le chiavi erano ancora inserite. A quel punto, senza pensarci troppo, l'uomo ha messo in moto e scagliato il veicolo contro una vetrata di casa, provocando al padrone dell'abitazione danni estremamente ingenti. Uno di questi episodi ha portato anche nei confronti di un conoscente della ex dei danni ingenti alla propria abitazione. La notte scorsa però ha deciso di alzare ulteriormente il tiro e si è presentato a casa di lei, in una mano una sciabola, nell'altra una mazza afferrata. Scendi che ne parliamo, ha detto l'uomo alla sua ex, madre di 3 figli, mentre brandiva la sciabola. E anche armato della mazza da demolizione voleva a tutti i costi che la donna scendesse da casa per fare i conti. Parole che hanno impietrito la donna. La donna molto preoccupata perché conosceva la violenza pregressa del personaggio, ci ha chiamato immediatamente. Per lui è immediatamente scattato il fermo, ma per i carabinieri non è stato affatto semplice arrestarlo, tanto che l'uomo, oltre all'accusa di stalking, dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Domani mattina l'uomo sarà processato per direttissima.